Lo spettacolo avete già una mezza idea di cosa comprende, perché è scritto nel programma, ci sono le due parti, quella che chiamiamo la teatrale e quella cinematografica. L'oggetto delle rappresentazioni è sempre comunque la salute, la sanità pubblica come applicazione del concetto. E chi ha pensato di organizzare e di preparare questa rappresentazione, per la quale ringraziamo naturalmente Pino di qua e Martina di e là. poi gli altri, ma soprattutto ringraziamo anche Fornaci Rossi che ci ospita. E l'oggetto comunque è appunto quello che vi ho detto: chi siamo noi, che mi sento malamente di rappresentare in questo momento? Il Comitato Area Iberica per la promozione della salute e della sanità pubblica, la difesa della salute. È un comitato aperto a tutti e che si fa vicino a Covesap, al Comitato su Salute Pubblica Alto Vicentino, al Comitato delle Marce sull'ospedale di Sant'Orso, eccetera. E quello che cerchiamo di rappresentare qui è di far presente cosa potrebbe essere la sanità pubblica da un verso, dove è stata magari nel passato, e cosa è diventata a seguito del decadimento della riforma sanitaria del 833, che mi pare fosse del 78, una roba del genere, in questi anni in cui è, diciamo, stata in un certo senso degradata. Il degrado che nel nostro Veneto ha visto soprattutto un po' lo sfascio della medicina del territorio, dei consultori che sono stati praticamente abbandonati o comunque ridotti in maniera drastica nel loro funzionamento. Quello che cerchiamo di fare stasera è di rappresentare con spacco il vetro di questi signori qui dietro, con una lettura animata, di dare voce al disagio di chi non trova un servizio sanitario efficiente, di chi resiste a lavorare nella sanità pubblica. Attenzione, abbiamo voluto metterlo per la parte dell'utente, il paziente che non trova un servizio adeguato ed efficiente, e di chi resiste. Usiamo questa parola non per niente, leggiamo tutti sui giornali di medici che abbandonano gli ospedali, che abbandonano le condotte di una volta, eccetera. Poi ci sarà quello che serve, un docufilm di Massimo Ciri e Chiara D'Ambrosio, che racconta di un'esperienza, sì, di un'esperienza di buona sanità pubblica, e che illumina dunque un importante potere, quanto sia importante poter contare su un servizio sanitario efficiente, pubblico. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Eccoci, proviamo a parlare di cosa è successo alla sanità pubblica. No, non statistiche, dati, bilanci, analisi. Una cosa più neorealista, banale, cruda quotidianità. Esperienza soggettiva, quindi parziale, ma significativa. Vita vissuta e dolore del mondo. Piccole storie sintomatiche, è il caso di dirlo, di ordinaria e non casuale deficienza sanitaria. Ogni storia è un personaggio che, come le tessere del mosaico, mette in luce stralci del destino che si trova a incontrare oggi chi è fragile, malato, o chi lavora nei sistemi di cura in tempo di crisi, disorganizzazione e tagli, o chi deve sopravvivere in famiglie povere, disastrate o infilato nella marginalità sociale in tempi di demolizione del welfare. Che dite? Allora, immaginiamo come fossimo su un drone di sorvolare una città qualunque di questo nord-est. Ci siete? Colline, pianura, prima periferia. In ogni casa intravediamo vite, lavori, risate, problemi, un fiocco appeso, una persiana rotta. Nel giardino i ragazzini giocano col cane, una signora anziana esce col carrello per la spesa. Il semaforo è rosso, alcune donne aspettano, coda, gas di scarico, un ragazzo col monopattino, un ciclista incazzato. Un signore scende dall'auto, mette un permesso sul cruscotto,
È un medico di famiglia che va al domicilio di un paziente. Esistono ancora, ma per poco. Molti sono in procinto di andare in pensione e non c'è ricambio. Eppure sono fondamentali perché incontrano tante volte il dolore del mondo che si veste da malattia, da bisogno di cure e premure, e a volte di estrema unzione. Entriamo con lui. Un ingresso qualunque, un corridoio, in camera un uomo giovane e attivo fino a ieri e vincente. Ho un tumore. Pensavo di essere invincibile, che il brutto male non mi avrebbe mai toccato, invece mi sbagliavo. Ma riesco a tirare avanti tra alti e bassi. Vado regolarmente in oncologia, mi fido del servizio pubblico. Le dottoresse, perché sono la maggioranza, sono in genere competenti, gentili. Le vedo però pressate. Fanno il possibile, ma a volte gli appuntamenti sono troppo distanziati. Ogni tanto trovo un medico diverso che deve far finta di sapere tutto della mia storia. E sinceramente mi passa anche la voglia di parlare, perché faccio fatica a riassumere a un estraneo in 20 minuti le mie peripezie. Sì, amici mi consigliano di andare in privato, ma sono contrario per principio, e poi solo il pubblico eroga i farmaci costosi di cui ho bisogno. Oggi ho febbre e dolore. Ho chiamato il medico di famiglia che mi conosce ormai da 20 anni. Ha trovato un po' di tempo per me, nonostante la coda fuori l'ambulatorio, telefonate, email cui deve rispondere. Lo vedo stanco, provato, e quasi mi verrebbe da consolarlo. Alla sua età, ma è l'aumento dei disservizi a pesarli di più. Troppe domande dagli utenti, troppe richieste degli altri servizi, il telefono squilla in continuazione. In oncologia è uguale, un po' come essere sotto assedio, come a Fort Apache. Anche a me succede, Un po' mi sento assediato dalla malattia. Un po' ogni tanto mi sento come se fossi uno dei tanti Apache che assaltano il terzo cavalleggeri asserragliato in ospedale. Ci lamentiamo insieme di come sarebbe giusto che nei sistemi di cura si mettesse al centro insieme la competenza tecnica e scientifica, anche il tempo per il lato umano. Nel mio modesto calvario sentivo molto conforto quando le signore per farmi il letto mi spostavano con gentilezza e facevano 2 chiacchiere normali. Però la sensazione è che il clima sia diventato teso, convulso e deprimente, perché il personale scarseggia a tutti i livelli, è un'impressione comprovata dai dati. Mi dice il mio medico che non possono nascondersi dietro i reparti di eccellenza per pochi, quando ci sono ormai migliaia di persone che non hanno più il medico di famiglia, ma devono usare la guardia medica diurna come quando sei nei campeggi. Ci mettiamo insieme. E questo paradossalmente mi fa sentire meno male, Sì, anche meno malato. Dovrei preoccuparmi degli svantaggi che potrei vivere nella mia condizione, invece mi viene la voglia di combattere, protestare, darmi da fare per quello che sento come uno dei diritti fondamentali dell'esistenza. Fatte le debite differenze, forse era la stessa cosa anche per gli Apache. Lo so, a volte la vita ti tradisce. Prima ti concede l'illusione di dominarla e poi te la fa pagare. Ed è lì che è importante avere intorno le persone giuste e le premure adeguate. Quando non ci sono, si rischia che quel che ti tocca diventi più triste, doloroso, solitario e ingiusto. Ma è ora che il nostro drone riprenda il volo. Un edificio vecchio, scale antiche, ambulatori chiusi, sala d'attesa di un consultorio familiare. Una ragazza, 2 signore, un bambino vociante, una segretaria al telefono, spazientita. Una donna saluta, ha una certa età, sembra di malumore, scende le scale, esce. E pensare che ho scelto la specializzazione in ostetricia e ginecologia perché non sono riuscita ad entrare a medicina generale. Volevano farla in troppi e la selezione era molto severa. In realtà ora che guardo indietro alla soglia della pensione, sì, ginecologia era proprio la mia strada. L'avevo scartata per quella parte di chirurgia che non mi soddisfaceva, tutti quegli uteri da togliere mi davano sconforto, anche se è chiaro, spesso era necessario, o lo sembrava. In effetti, pensandoci, anche l'utero, insieme alle donne, ha avuto il suo riscatto. Una volta lo toglievano come niente,
specie se aveva già fatto il suo lavoro di culla riproduttiva. Ma in fondo era un organo destinato al disarmo, aspettando la menopausa. Al massimo si anticipava alla natura, no? Ora la medicina è molto più conservativa, abbiamo farmaci, strumenti per fare diagnosi più accurate, abbiamo perfino una nuova branca, la medicina di genere, che studia le differenti forme che le stesse malattie prendono se si insediano in un corpo femminile invece che maschile. Ma il posto in cui ha più senso applicarla è in disarmo, anche lui come l'utero in menopausa. È questo che mi fa triste e mi scomenta, no? E mi fa arrabbiare le soglie della pensione. Che spreco di scienza, di conoscenza, di esperienza, di fatica, di speranza, che spreco! Lascio il consultorio. L'ultimo davvero funzionante in città, gli altri li hanno già chiusi, anche se sulla pagina internet dell'ULSS c'è una sfilza di indirizzi e servizi che vengono offerti, pubblicità ingannevole per salvare la facciata. Lascio il consultorio dopo decenni di esperienza fatta di incontri con donne di tutte le età, le razze, le religioni, i destini. Le ho aiutate a diventare mamme, a evitare di diventare mamme, a capire come occuparsi del loro corpo, della loro sessualità, ad affrontare qualche malattia oppure i passaggi critici dell'età, ma anche insieme alla psicologa ad affrontare i problemi della vita affettiva. Che brava la Franca, sapeva lavorare con cura, anche lei a volte come me doveva affrontare situazioni molto critiche. Se io cercavo di rendere il più possibile responsabile la decisione di abortire, lei spesso doveva aiutare le persone ad affrontare una separazione o scelte ancora più difficili come la denuncia di un maltrattamento familiare. Ma si lavorava in equipe, anche con l'ostetrica, 2 bravi assistenti sociali e perfino la consulenza legale. Si facevano gruppi di educazione sessuale, incontri per preparare al parto, ma anche per aiutare le mamme nei primi mesi del puerperio e sostenerle se si affacciava alla depressione postpartum. Non ci occupavamo di uteri e ovaie, meccanismi sessuali, ma di desideri, paure, solitudini, povertà, che si mescolavano alla consapevolezza del proprio corpo, al bisogno di amore, di legame, di maternità e ai loro fallimenti. Ora, dopo anni di progressiva riduzione del personale e degli spazi, ma anche dell'emergere di una cultura spersonalizzata del lavoro sanitario, dove è più importante la burocrazia della persona, la prestazione della relazione, diventiamo tutti casi clinici da risolvere in fretta. E continuo a pensare con amarezza: che disastro, che spreco di scienza, di conoscenza, di esperienza, di fatica, di speranza, di senso. La dottoressa sulle soglie della pensione è una donna che crede nel lavoro di gruppo e nell'idea che si curino le persone e non gli organi. Se poi ci aggiungiamo che ormai nel pubblico si sentono tutti limoni spremuti e spesso squalificati, non viene forse voglia di scappare? È proprio il caso di dirlo, si salvi chi può. Bar dell'ospedale. L'infermiera, smontando dal turno, alle 6 di mattina, parla con un collega. Che poi, quando sono seduta nella sala di attesa del mio medico di base, quelle poche volte che mi succede di andare, è un'agonia. Sento i discorsi della gente che aspetta, ce n'è per tutti, il medico di base che è un passacarte, il pronto soccorso che ti fa aspettare per ore, le liste di attesa per un attacco, una risonanza, una visita specialistica e i CUP che ti rispondono che anche se sulla ricetta c'è scritta una priorità, loro non riescono a evadere, di rivolgersi ai privati confezionati o a pagamento, e il medico, lo psicologo sbrigativi e scorbutici. E tu intanto pensi alle tue ore di riposo saltate, a 2 sospirate settimane di ferie di seguito che non riesci a fare da 2 anni, alle tante notti e ai faticosi turni di 12 ore per garantire a tutti il minimo di riposo, ai programmi con la famiglia, quei pochi che riesci a fare che saltano, perché mica siamo immuni dal Covid noi, andiamo in quarantena come tutti e allora i colleghi vanno sostituiti, mica possiamo chiudere, mica possiamo scioperare. Ci credo che nessuno vuole più lavorare nel pubblico, perché attenzione, mica mancano infermieri, ci sono, basta pagarli meglio, ma soprattutto garantire una qualità del lavoro e della vita. Il
miei colleghi che lavorano nelle cooperative magari non guadagnano di più, ma almeno mi dice un'amica che è andata lì, decidono loro quando e quanto lavorare. Ho chiesto il trasferimento dal mio reparto, mi piange il cuore, è ciò per cui ho studiato. Ho fatto tanta esperienza in questi anni trascorsi qui, anche con il Covid, anche se è stata dolorosa. Ora sono di aiuto, guido, supporto i colleghi più giovani, ma fino a quando posso continuare così? La caposala mi ha chiesto di coprire un turno domani notte, doppia notte. Sono l'unica anziana in turno, non c'è nessun altro, non posso dire di no. Quella cooperativa di cui mi ha parlato l'amica, una settimana, un'altra settimana così, un'altra notte così, e poi li contatto, sentiamo cosa dicono. Mi piange il cuore, ma se penso al prossimo Natale, almeno il pranzo di Natale quest'anno, non vorrei dire fate i programmi senza di me a casa. Almeno il pranzo di Natale io vorrei esserci. Il drone riprende a sorvolare i tetti e le strade. Una casa grande, un tavolo dove stanno mangiando ragazzini di diverse età e 2 adulti. Ma non sono i genitori, sono degli educatori. È una casa famiglia, una delle tante sparse in città. Sostituisce, tampona, ripara i danni fatti ai bambini nati in contesti di povertà, abuso, maltrattamento, lotta per la sopravvivenza e incompetenza affettiva. Insomma, tutte quelle situazioni in cui la vita, la famiglia e la società falliscono e vince il disagio sociale. C'è un ragazzone coi capelli arruffati. Scusate, non so più chi chiedere, ma dovrei assolutamente parlare con il capo di quei signori che si occupano delle infanzie e adolescenze infelici. Voi lo sapete dov'è? No? No? Non il giudice del tribunale dei minori? Lui decide delle cose, ma poi chi le mette in pratica sono altri? E l'assistente sociale del posto in cui si abita, dite? È lei che decide? Ma se mi hanno detto che nemmeno lei può farlo, perché per mandarmi nella comunità giusta per me, dove sanno come aiutarmi a crescere, il comune i soldi così tanti non li ha. Ah, allora devo andare dal capo del comune per sapere come trovare i soldi. Ma perché mi hanno trovato un posto che costa poco ma è troppo lontano? Che ho dovuto cambiare scuola e perdere la mia maestra. E in più non posso più stare insieme a mia sorella, che io e lei eravamo come siamesi. Ci siamo difesi, fatti forza insieme quando mamma beveva e papà era in un luogo di detenzione, così diceva, sempre l'assistente sociale. Chissà chi le ha fatto il corso per parlare ai bambini dei drammi della vita. Certo, professorone. Io credevo fosse la galera, il posto dove hanno messo il papà, e invece era un luogo di detenzione. Meno male, ho pensato, avranno le stanze come negli alberghi e le signore che gli puliscono le camere. Però intanto io e mia sorella dovevamo occuparci di mamma e nascondere il vino, svegliarla perché andasse al lavoro. Per questo ci hanno detto che ci davano il 403, una cosa per cui i genitori non sono più i tuoi genitori e il giudice dice all'assistente sociale di pensare a noi, di trovarci un posto sicuro. Ma intanto d'urgenza via da quella casa. Per 6 mesi siamo stati in una comunità di pronta accoglienza che è un posto provvisorio, ma almeno eravamo insieme finché finalmente qualcuno ha fatto dei progetti per il nostro futuro, così, e purtroppo sul più bello che ci eravamo affezionati ai timonieri e ai compagni di zattera, l'assistente sociale, che non era più quella di prima che era andata a lavorare in un altro posto, ci ha detto che avremmo avuto una nuova casa per stare al sicuro, andare a scuola, ad avere nuovi amici. Ma allora perché ci hanno diviso? Mia sorella l'hanno mandata in affido perché lei è piccola ed è più facile che si affezioni. Ma di me qualcuno tiene conto. Sono finito di nuovo sradicato, lontano e solo. Per questo vorrei parlare col capo di tutti, quello che sarà il regista, che avrà in testa la mia situazione, così potrò dirgli perché sono scappato la prima volta. Se capo di tutti, lo sa capo di tutti perché sono scappato la prima volta, ecco. Ero in un paese mai visto, in una casa di comunità, dicevano così, e dormivo con 2 più grandi di me che si lamentavano che puzzavo. A scuola sono arrivato a metà anno e non riuscivo a capire come inserirmi, come studiare. I compiti erano difficili, anche se l'educatore mi aiutava, non prendevo quasi mai un bel voto. E quindi non solo mi dicevano che puzzavo, ma anche che ero stupido, dicevano.
E allora ho cominciato a non voler andare più a scuola, ed andare fino all'entrata e poi nascondermi. E se mi facevano le parole, a rispondere a male e mostrare i pugni. Non volevo stare lì io. Quando sono scappato la prima volta ha funzionato, perché non mi hanno messo in un posto nuovo. L'assistente sociale del mio comune, che non aveva ancora i soldi per me, ma però ho trovato un'altra comunità terapeutica mista, mi hanno detto, che vuol dire che il comune mette solo metà dei soldi e l'altra metà la mette la ULSS. Sapete perché? Perché nel frattempo sono passato di grado, da ragazzino sfortunato e infelice sono diventato un adolescente con disturbo oppositivo e il comportamento dirompente. Veramente avrei rotto solo un piatto, eppure per sbaglio. Però se serviva a trovare una soluzione migliore potevo romperne anche 10 di piatti, All'inizio mi hanno fatto persino parlare con un dottore, poi mi hanno dato una psicologa con gli occhi dolci che mi ascoltava, anche se ci potevo andare meno di quello che avrei voluto, perché aveva tanti altri bambini e ragazzini da seguire e non poteva nemmeno andare in ferie, niente sostitute. Ma almeno finalmente qualcuno mi stava a sentire e capiva com'era stata difficile la mia storia. Questo vorrei dire al capo di tutti. È importante dare i soldi agli assistenti sociali e mandare in ferie le psicologhe che poi tornano riposate e più contente. E un'altra cosa gli vorrei dire, ancora più importante. Perché poi non l'avete più tenuta la psicologa con gli occhi dolci, Mi ha detto che finiva l'incarico annuale, che non gliel'avete rinnovato. Ma si fa così? Un anno di lavoro per riprendere fiducia in qualcuno e voi la mandate a casa. Che anche lei come fa a mantenersi adesso? E allora sono scappato di nuovo, come gesto di protesta, e sono andato al paese della psicologa. Ma mi hanno trovato subito, riportato indietro, e detto che non si fa così, che non so adattarmi alla realtà e devo invece imparare, che ormai comincio a essere grande e devo diventare più capace di autocontrollo e responsabilità, che se continuavo così ero a rischio devianza e che paroloni, insomma, diciamoci la verità. È colpa mia che invece di essere uno sfigato, mansueto e passivo, volevo dire la mia e far capire i miei bisogni e trovare qualcuno a cui affezionarmi, perché le persone sono importanti, non sono intercambiabili. Quindi, e allora, caro signor capo di tutti, se lei è da qualche parte, vorrei essere ricevuto in fretta, perché nel frattempo che sono cresciuto mi è venuta un'idea malsana. Tra poco avrò 18 anni e la realtà a cui dovrò adattarmi, che per fortuna ho fatto una scuola professionale, è di un lavoro e di una vita autonoma. Niente più un posto dove appoggiarsi e sperare di sentirsi qualcuno, basta. Alla mia età si diventa grandi e si cammina da soli, che tra parentesi, scusi il diversivo, mi viene anche una domanda, Ma perché quelli che hanno già tutto, una casa, una famiglia, degli amici con cui crescere insieme, possono diventare grandi anche a 30 anni e noi che siamo partiti male, a 18 anni siamo obbligati a essere già pronti per la vita? Lei lo sa? E allora? Cosa vuole? Mi è venuta un'idea malsana e per niente stupida, mi creda. Io voglio un posto stabile, dove stare a lungo, mettere radici, avere ogni giorno un programma, vedere le stesse facce. Un posto così, secondo me c'è, e so anche come fare ad andarci. Magari mi sbaglio, ma mi sa che ce l'ho pure nel sangue. Forse anche mio padre cercava una vita così, dove tenessero a bada la sua infelicità. Allora, capo di tutti, che dice: se cercassi un luogo di detenzione, non risolverei i problemi, anche quelli suoi? Più chiaro di così. Più chiaro di così. Un sistema frammentato e impoverito di welfare, i danni della vita, invece che ridurli, rischia di aumentarli. Questa è un'emergenza, una sfida ancora più grande del Covid. Ecco, nel mosaico fatto fino ad ora manca ancora lui, il grande perturbante.
Reparto di anestesia e rianimazione, 2 anni fa. Oh, sono arrivati, alla buon'ora. Ancora un po' e mi si sarebbero lessate le mani nei guanti. Dicono, partiamo ora dal reparto, il paziente sta peggiorando rapidamente e ci vuole ogni volta un'eternità. E noi tutti vestiti nelle nostre tute, mascherine, doppio paio di guanti, come se fossimo avvolti nel Domopac. Siamo fermi ad aspettare, fermi, perché se ti muovi sudi, fermi a respirare piano, che se respiri forti ti si appanna la visiera. Muoviamoci, non c'è molto tempo. Più aspettiamo, più la manovra diventa pericolosa. Siamo in 5 per un paziente, un medico, 4 infermieri, 3 giovanissimi. Secondo me hanno finito ieri di fare l'esame di terza media. Non so i loro nomi, sono appena arrivati in terapia intensiva, trasferiti da chissà quale reparto. Nella mia testa sono infermiere nato ieri 1, infermiere nato ieri 2, infermiere nato ieri 3 e X veterano del reparto. Disciplina militare. Solo X parla e organizza, gli altri eseguono. Tutto pronto. Lo osservo in silenzio, grato, capisco ogni richiesta, vedo dove si posa il suo sguardo attento, guida i colleghi più giovani e sorveglia ogni gesto. 1000 occhi, come la madre di 3 gemelli che hanno cominciato a fare tutti insieme i primi passi. La televisione della stanza è accesa, muta, scorrono facce, notizie, grafici, statistiche, incidenze, picchi. Zaia, chiesti 200 respiratori al governo. Ma quali respiratori? Regalati, smaltiti, offerti per farsi pubblicità in vista di futuri affari. Non ci servono i respiratori in più, ci servono infermieri come X. O trovate il modo di clonare X in tante coppie, oppure i respiratori non servono a niente. Ma cosa pensate? Che attacchiamo il paziente al respiratore e andiamo a prendere il caffè? Che il problema sia avere una macchina in più e non invece infermieri esperti, formati, dedicati? Non è il momento di prendersela con i politici, no, non è il momento. Guardo questo signore che stringe mano agli occhiali e ha lo sguardo fisso dinanzi a me, chissà cosa pensa. Non ho tempo di dilungarmi in discorsi e parole, lo faccio breve. Per aiutarla a respirare dobbiamo farla dormire a pancia in giù e metterle un tubo. Cosa dice? Lo mettiamo nella bocca il tubo. Battutona. Ancora voglia di scherzare lui. Sorrido e non può vedermi sorridere. Non vuole darmi gli occhiali, non discuto, non c'è tempo. Guardo X, mi legge nel pensiero. I farmaci sono pronti, addormenta il paziente mentre trattengo l'irritazione. 200 nuovi ventilatori. La manovra è facile, pronti, siamo in 5. Giriamolo, attenti al braccio. Gli occhiali scivolano a terra, non so che fine fanno. Tra le lenzuola salta fuori un telefono, sta suonando. Compare la foto di un uomo anziano, il paziente che abbiamo appena intubato tra 20 anni. Do in mano il telefono a infermiere nato ieri 1. Di che richiamo dopo, ora non posso, devo stabilizzarlo, dovranno aspettare ore per avere notizie. Infermiere nato ieri 2 raccoglie gli occhiali da terra, li fila in una busta di plastica, li appoggia e li sparte. Penso, li perderemo. Penso, forse non avrà più bisogno. Guardo il respiratore tecnologico avanzato. Eh sì, perché la nostra rianimazione ha apparecchiature d'avanguardia, niente vecchiumi, Resto accanto a paziente respiratore e passa il tempo. Infermiere nato ieri 3 batte sul vetro per attirare la mia attenzione. Bisogna parlare con i parenti, per fortuna. Per fortuna il mio turno è finito, io sono finito. Ho giusto 11 ore di tempo per ricaricarmi e tornare in pista. Così si cercava di esorcizzare l'esperienza mostruosa che si stava affrontando, convinti che almeno il disastro Covid avrebbe fatto venire i nodi al pettine, diventando un'occasione unica e imperdibile, anche se tragica, per affrontarli e rafforzare il servizio sanitario pubblico, che in quell'occasione aveva dimostrato quanto fosse fondamentale. Ma ora? Chiamata dal pronto soccorso Covid. È bastato arrivare e già comincia la giostra. Dalla voce, giovane spaventata, ho un codice rosso, e ha messo giù il telefono. Il collega è uscito ieri dall'università, probabilmente reclutato da una cooperativa, regalo dell'emergenza Covid di ieri,
e di oggi agenzie di reclutamento che gestiscono e offrono il personale a seconda della domanda. Improvvisiamo dunque e rinforziamo il precariato della salute. Trattengo l'irritazione. Mi affretto, mi vesto con tutti gli strati, entro nell'area Covid del pronto soccorso, qualcuno dice «È arrivato il rianimatore!» Come fanno a capire chi sono con maschera, visiera e strati di copertura? Ma mi viene in mente «Donne, donne, è arrivato l'arrotino!» Do una mano al collega, agli infermieri che sono nuovi e freschi e di una cooperativa anche loro. Nessuno è abituato a lavorare insieme. E allora l'urgenza del paziente sembra più urgente, più grave e fa paura. Passerò 4 ore in pronto soccorso Covid. Nessuno dei pazienti che ho visto avrebbe dovuto arrivare in ospedale, ma guarda un po', in ospedale ci arrivano. Hanno chiuso le USCA, unità sanitarie di continuità assistenziale, da 2 settimane, nel pieno del picco dei contagi. Anche senza Covid le USCA sono un nucleo, un inizio prezioso, qualcosa intorno al quale ricostruire, investire, allargare il campo oltre il Covid per le persone fragili, a casa loro. Assistere un paziente a casa ogni volta che è possibile è più vantaggioso per il paziente, per lui che sta meglio, per i familiari che vanno supportati e che possono trovare nuovi punti di riferimento oltre l'ospedale. E guarda a te, anche per supportarti e anche per le finanze pubbliche, perché l'ambulanza, il pronto soccorso, l'ospedale costano alla comunità molto, ma molto di più. Trattengo l'irritazione. Sono al telefono dell'emergenza, mi viene da rispondere «Arrotino!» È la collega degli infettivi, ha bisogno di aiuto. Mentre cammino per raggiungere il reparto dove troverò l'ennesima emergenza, penso, siamo ancora qui 2 anni dopo. Ci dicevano, passata la nottata, noi avremmo imparato e saremmo ripartiti con un sistema sanitario migliore, rinforzato sul territorio, perché è chiaro a tutti che l'ospedale non è l'unica soluzione per la salute dei cittadini. E nemmeno investire vagonate di soldi in terapia intensiva, dove 1/3 dei pazienti muoiono perché è già tardi. E molti sono stati lasciati arrivare a questa situazione da un sistema negligente e non solo dal destino. Sarebbe diverso se le risorse fossero state innanzitutto investite sulle cure primarie e la prevenzione. Medici di base supportati da un esercito di infermieri, centri polivalenti nel territorio, fare a casa tutto quello che è possibile fare, andare in ospedale quando offre davvero maggiori risposte. Valorizzare il rapporto col paziente, il tempo per avere uno scambio sincero, rassicurante, chiarire dubbi, ascoltare, ecco. Meno respiratori e più tempo per l'ascolto. Questo significa anche una visione della cura fatta di programmazione, formazione, etica e investimenti a lungo termine. Quando sono diventata medico e mi hanno assunta in ospedale, mamma e papà mi hanno fatto il discorso. Insegnante di scuola media lei, ingegnere in un'azienda statale lui. Ora sei un pubblico ufficiale. Il nostro Stato, la nostra Repubblica, hanno lo scopo di trasformare le tasse che i cittadini pagano di tasca loro in servizi per garantire a tutti le cure adeguate, le istruzioni e i servizi sociali. La mamma ha fatto l'insegnante con questo senso di responsabilità e con lo scopo di raggiungere tutti, non lasciare indietro nessuno. La tua missione è la stessa, mi avevano detto. Sono passati 20 anni, i miei sono morti. Il mondo è diverso. In ospedale i medici, i dipendenti pubblici esercitano la libera professione. Fuori l'ospedale, ma anche dentro. Che paradosso. Sono ospedalieri che fanno concorrenza all'ospedale in cui lavorano con la sua stessa complicità. E il cittadino che ha già pagato le tasse paga una seconda volta ciò cui avrebbe già diritto. Ormai la libera professione e le cure private sembrano essere diventate la via d'uscita e praticata alle carenze della sanità pubblica. E si fa strada un altro drammatico paradosso. Spesso, anche se lavorerai per il servizio pubblico, sei assunto come libero professionista.
medici, infermieri, psicologi pagati a ore e persino reclutati da agenzie, usati alla stregua dei mercenari. Solo che quasi sempre i mercenari sono organizzati in compagnie, gruppi di militari addestrati insieme, abituati a lavorare in squadra, mentre i medici, gli infermieri delle cooperative cambiano in continuazione ospedale, campo di battaglia, gruppo di lavoro, commilitoni. Provate voi se siete capaci nel vostro lavoro, qualsiasi lavoro facciate. Ecco, ora pensate che la salute vostra viene gestita da persone preparate e dedicate quanto volete, ma che non conoscono né il campo di battaglia né i loro commilitoni. Vedete voi chi si sente più a disagio, loro a lavorarci o voi a venirci in pronto soccorso, anche se c'è di più, Si potrebbe denunciare questa logica di dipendenti mercenari, garantiti, precari, sfruttati troppo comunque, come frutto di una politica aziendale nociva e inefficace, soldi spesi a tamponare invece che investire su una vera e duratura soluzione delle carenze di personale. Ma questo non lo posso dire, perché sono dipendente non più dello Stato, ma di un'azienda. Ma a chi è venuto in mente questa definizione come se si vendesse salute un tanto al chilo? Però, proprio perché è azienda, ci ricorda in molti modi, diretti e indiretti, il nostro dovere di dipendenti, rispettare il patto di fedeltà. Non possiamo eticamente, paradossi dell'etica, non è possibile criticare l'azienda per cui lavoriamo. Come la mettiamo allora, mamma e papà? Come la mettiamo? Come faccio a difendere quell'idea che se stai male lo Stato non ti lascia per strada, non lascerà indietro nessuno? Vedo invece una lunga coda di persone lasciate indietro, quelli che hanno un problema cardiaco e che domani faranno un infarto che non potremo curare perché non c'è stata prevenzione, perché i controlli sono saltati. E non ditemi che è solo colpa del Covid. Quelli cui avremmo potuto diagnosticare un tumore in tempo e non ditemi che è solo per il Covid. Quelli che più facilmente in periodo di crisi perdono la loro tenuta psichica e che hanno avuto l'assistenza psicologica e psichiatrica ridotta al filo, e qui proprio non lo potete dire che è per il Covid. Ho un elenco lunghissimo, ma silenzio, perché devo rispettare il patto di fedeltà all'azienda e la fedeltà ai cittadini. Mamma? Papà? Cosa devo fare se l'azienda non fa quello per cui lo Stato l'ha fatta nascere? Ingoiare in silenzio la frustrazione o andandomene e sentendomi di sconfitta e in colpa? Ogni giorno convivo con questi dubbi e spesso in solitudine. Avrei bisogno di trovare una via di uscita, un antiparadosso, una soluzione creativa, come il Buffalo Bill di quella vecchia canzone di De Gregori che ti piaceva tanto, papà. E se avesse potuto scegliere tra la vita e la morte, avrebbe scelto l'America. Già, chissà, forse, magari. E se la soluzione creativa non fosse così lontana? Forse, magari, l'America, la storia siamo noi. Siamo noi se ci mettiamo insieme, e davanti, e in piedi. Siamo noi questo rumore che rompe il silenzio, che non accetta che ci derubino di conoscenza, di esperienza, di fatica, di speranza e di senso.